La Brenta scorre a volte placida, a volte brentana, sotto il Ponte Vecchio, detto anche degli Alpini. E dal ponte scorre un fiume di penne nere per rinsaldare ancora una volta il patto cementato quasi un secolo fa nel legno e nella roccia. Un patto d'amicizia, di rispetto, di impegno e altruismo che pone gli alpini nel cuore di tutti, grandi e piccoli. E così la dunata sezionale dell'Ana Montegrappa diventa l'occasione per una nuova dichiarazione d'amore con la città, con il Veneto e tutto quello che ci sta attorno. Anche perché il peso della Montegrappa, che porta nel nome il baluardo sacro alla patria e nel simbolo il ponte più bello, si fa sentire. Essere la sezione Montegrappa, che è composta da tutti i 10.000 soci, il presidente è quello che li rappresenta, però ogni socio si deve sentire sezione Montegrappa, vuol dire vivere qualcosa di particolare, qualcosa di importante. Abbiamo il ponte Ligneo, il ponte Palladiano, il ponte degli Alpini, il nostro sguardo va a nord, si intravede la Cima Grappa col suo sacrario. I nostri gruppi arrivano anche sull'altipiano dei 7 comuni dove si respira l'aria della colonna mozza dell'Ortigara. È una responsabilità non doppia, tripla, ma è una grande responsabilità. È uno zaino pesante, ma che gli alpini di Bassano e la sezione Montegrappa ha sempre saputo portare con dignità, con onore e determinazione. Solo dal ponte poteva partire lo sfilamento verso Sant'Eusebio, sede del gruppo organizzatore della Donata 2024. Posto meraviglioso, caro al cuore, caro alla memoria. Se pensiamo a quante vicissitudini ha visto e vissuto questo ponte, il ponte Palladiano, questo ponte meraviglioso, è detto anche degli alpini, non si poteva non partire da qui questa mattina e dare il via alla sfilata. E allora via con la fanfara, i muli, gagliardetti e labari, striscioni e quel fiume di penne nere che lambisce campi e ville antiche, da Angarano a Sant'Eusebio, sotto lo striscione di un campanile laico che è piaciuto a molti. A proposito di tricolore, buona la prima anche per il sindaco Nicola Finco, che ha inaugurato così la sua fascia. Una bellissima mattinata, ovviamente con gli alpini non si sbaglia mai perché portano felicità, allegria, portano quello spirito di solidarietà che è unico nel suo genere, quindi io veramente ringrazio tutti i 65 gruppi dell'ANA, ringrazio i donatori di sangue, i donatori di midollo e organi che fanno parte di questa grande comunità per la grande festa che hanno fatto, ma soprattutto per i valori che ogni anno ci ricordano e che servono anche per trasmettere alle generazioni future. La 3 giorni dedicata alle penne nere bassanesi è iniziata con un concerto dei cori Edelweiss e Anna Marostica nella pieve di Sant'Eusebio e si è chiusa con il passaggio della stecca fra gli organizzatori di questa edizione e il gruppo di Tezze sul Brenta che si prenderà cura della Dunata 2025, in attesa di novità su altre adunate dalle parti del Ponte Vecchio, degli Alpini.